Andiamo in provincia di Brescia. Questo è un premio bello, bello perché la trattoria piace, soprattutto piace la trattoria quella vera, quella che non è finta, ecco. Non so se riuscite a capirmi, insomma, la trattoria quella vera. È un personaggio particolare, adesso lo vediamo qua è con noi. Allora vince il premio miglior trattoria dell'Alpe Adria 2018, trattoria La Madia, lo chef è e anche il patron Michele Vallotti, sta a Brione, Brescia. Michele, benvenuto. Ciao Michele, ciao. Ti do il microfono, eccolo. Addirittura con la sigla. Con la sigla, direi meglio di così. Una trattoria vera, perché resta il gusto delle cose vere e la ricerca dei prodotti che voi fate. Ma noi cerchiamo di fare una cucina il più autentica possibile, quindi abbiamo al centro della nostra ricerca le materie prime da piccolo produttore. Infatti siamo stati tra i primi, piccolissimi addirittura, da quello tra che so. i primi a segnare indirizzo e numero di telefono per ogni piatto degli ingredienti principali e anche elementi selvatici. E poi cerchiamo di lavorarli sia in una maniera tradizionale ma anche declinati in diverse maniere. Quindi facciamo anche fermentazioni, facciamo reazioni enzimatiche, attacchi di muffe, batteri, facciamo di ogni. Ci divertiamo. È interessante, ma non avete iniziato subito in questo progetto? Ma quest'anno sono 20 anni. 20 anni. Quindi diciamo negli ultimi 5-6 anni abbiamo un attimo esasperato questo tipo di lavoro. Però resta sempre il gusto della trattoria, no? Anche sì, l'ospitalità, la convivialità, il tavolo come apparecchiato, sì, il servizio è molto... Cerchiamo di fare molta comunicazione, però sempre in un ambiente, si metta di qua. sempre in un ambiente molto conviviale. Ok. Un ambiente molto conviviale, una bella trattoria. Devo dire che questa cosa poi di questa selezione con questi piccoli produttori ricercati è veramente bella, un premio veramente meritato. Abbiamo il favore di Camera, poi voi siete in un piccolo paese a Brione, mi sembra, giusto? Sì, siamo a 650 metri, un paesino di 600 anime. 600 anime, si fa alta cucina in alta quota, allora, in media quota. Sulla costa, un bellissimo posto, vi consiglio ricorda agli amici in che strada possono prendere per venire a trovarti. Allora per venire da noi basta prendere l'uscita di Ospitaletto sulla 4 e dopo è facilissimo, basta andare verso Brescia e poi si sale verso sopra Gussago e sopra Brione, quindi non vi sbagliate. Certo. Michele, grazie di essere stato con noi, poi ti fermi a cena con noi. Grazie. Allora andiamo avanti.